Allora, si è fatta attendere la Lega Serie A per colpa di questo elettrodomestico qua dietro che un po' governa il calcio. La TV governa il calcio e quindi ha dettato un po' le regole anche sulle porte chiuse e legate all'emergenza coronavirus. Mi spiego e quindi la collego alla partita tra Udinese e Fiorentina che si giocherà sabato alle 18 a porte chiuse allo stadio Friuli e sarà trasmessa esclusivamente da Sky con l'abbonamento, si potrà vedere solo sotto abbonamento, quindi non in chiaro. È stata una giornata tambureggiante, l'Udinese voleva farla slittare al lunedì per farla vedere ai propri tifosi in abbonamento, quindi permettere l'ingresso all'impianto dei Rizzi. Non è stato possibile anche perché naturalmente la TV, la regina TV che governa il calcio, vuole naturalmente riempire il programma del weekend e quindi riempire il programma del sabato con l'Udinese e quindi successivamente quello della domenica con tutta la lista delle partite per finire con il famoso Derby d'Italia che sarà visto da gran parte dei pallonari del mondo. E che dire, è giusto o non è giusto, non è giusta questa decisione? Dispiace perché si tratta per l'Udinese di una partita importante e naturalmente farla senza il supporto dei tifosi di casa sarà un po' più complicato dal punto di vista agonistico. Mi fanno il segno di stringere e io torno la prossima volta.